guardo questa sala, qualche settimana fa, non ricordo quando, vidi un film Cavalcando la tigre, la biografia, un docufilm di Rossi. Mi ha colpito molto, un po' perché lo pensavo diversamente, invece l'ho visto un film di qualità e mi è piaciuto molto. Però noi viviamo in una cittadina che i nostri nonni e i nostri genitori hanno costruito, è una storia di riscatto sociale la nostra, degli meridionali che siamo venuti qua, che si sono dati dei terroni ma hanno formato i nostri figli perché erano insegnanti, dei nostri nonni che hanno lavorato nelle fabbriche e nei campi, dei miei genitori che hanno lavorato in fabbrica o hanno aperto bottega, ed è una storia di costruzione di ricchezza dal basso. E abbiamo costruito questo che abbiamo, la qualità della vita che ci è riconosciuta da tutti. Perfetto, io questa cosa non voglio che si perda. E siccome i cambiamenti del mondo sono enormi, rischiamo davvero che questa piccola città si depauperi, perché il mondo lo impone. Noi dobbiamo puntare tutto su quei ragazzi, perché loro hanno le energie e hanno la fame per riconquistare quel cavalcare la tigre che ci ha distinto negli anni 50 e 60 e per tutti gli anni 70 e 80. A loro lo dobbiamo, non è la mia generazione, è la loro che lo farà. E io voglio prendere le interprete di queste istanze e far sì che i ragazzi qui investano le loro energie e la loro fame affinché questa città abbia ancora un futuro.